Elezioni per il rinnovo del governo e assemblea regionale siciliana, presentati 47 simboli. Entro il 28 la presentazione delle liste dei candidati. Nubifragio all'Ipar, il sindaco dell'isola ha chiesto lo stato di calamità naturale. Agrigento, immobili fatiscenti nel centro storico, dal comune scatta la diffida per la messa in sicurezza. Festa a Favara per i 105 anni del signor Liborio Triassi. Dopo il pareggio della prima di campionato vince la Pro Favara fuori casa contro il Salemi. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV ed apriamo questa edizione del telegiornale con la politica parlando delle elezioni regionali. 47 sono i simboli presentati dai partiti e formazioni politiche all'ufficio elettorale regionale. Sentiamo. Sono 47 contrassegni dei partiti e delle formazioni politiche depositati presso l'ufficio elettorale dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Il termine ultimo per il deposito dei simboli è scaduto ieri pomeriggio alle 16. Ma vediamo adesso insieme l'iter previsto fino all'ammissione definitiva che avverrà il 26 settembre. Da oggi sino a martedì 18 settembre, fino alle ore 19:30, i contrassegni presentati sono visionabili da parte di tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro domani 18 alle ore 19:30 segnalare all'assessorato eventuali identità e/o confondibilità dei contrassegni presentati. L'assessorato entro il 19 settembre inviterà i depositanti dei contrassegni segnalati a sostituirli entro 48 ore, quindi entro il 21 settembre prossimo. Decorso tale termine, l'assessorato provvede, su proposta di un'apposita commissione, nel giorno successivo, quindi il 22 settembre, a pubblicare i contrassegni definitivamente ammessi mediante affissione nei locali dell'assessorato. Entro 24 ore da tale affissione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione mediante ricorso da depositare alla segreteria dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo, il quale si pronunzia con unica decisione entro un giorno. Entro il 26 settembre l'assessorato restituisce un esemplare del contrassegno definitivamente ammesso al depositante. Intanto l'elenco completo dei contrassegni presentati è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale. Ci sarà tempo sino alle ore 16 di giorno 28 settembre, ovvero il 30° giorno antecedente quello della votazione, per presentare invece le liste provinciali dei candidati alla carica di deputato regionale e delle liste regionali dei candidati alla carica di presidente della regione. Ufficializza la sua candidatura anche l'uscente deputato regionale empedoclino Michele Cimino, che in un comunicato afferma: "Mi candido in Grande Sud, di cui sono uno dei fondatori, e non voglio il listino. Voglio confrontarmi giorno dopo giorno con gli elettori senza trovare le scorciatoie. Con grande senso di responsabilità accetto la sfida elettorale e tra i miei principali obiettivi c'è quello di migliorare la competitività della nostra terra, incentivando l'aumento del reddito, ma soprattutto tagliando gli sprechi e le inefficienze del sistema burocratico e dirigenziale pubblico e di diminuire, dice Cimino, i costi in ogni ramo, iniziando dalla politica e cercando di far partire subito la realizzazione delle infrastrutture già finanziate ma bloccate per una delle tante autorizzazioni." Per il Movimento 5 Stelle a Favara scende in campo alle prossime elezioni regionali Giovanni Di Caro, 37enne, sposato e padre di 2 bambini. Di Caro è laureato in ingegneria informatica e lavora presso il comune di Favara quale responsabile ICT e del sistema informativo territoriale.
Le motivazioni che spingono Di Caro a candidarsi quale deputato regionale sono molteplici. Prima fra tutte, dice, è la volontà di mettere a disposizione del Movimento 5 Stelle il suo bagaglio di competenze e dare un valore aggiunto alla lista, con la speranza che almeno uno del movimento possa riuscire a varcare le porte dell'ARS come consigliere e inoculare così un virus benigno anche alla nostra regione, tanto bella quanto maledetta. C'è un'intervista, sentiamo. Lei è candidato all'Assemblea regionale siciliana, vive a Favara, lavora al comune. Sì. Quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto? Ma io da 2 anni ho aderito al Movimento 5 Stelle nazionale. Ancora prima seguivo gli eventi del primo V-Day, fortemente disaffezionato e sdegnato dall'andazzo della politica. Noi siamo la regione italiana che è più sprecona. Questo provoca un forte sentimento di indignazione. Vedere questo accostamento tra gli sprechi enormi e il livello di disoccupazione e di malessere che c'è tra i cittadini mi ha provocato la spinta iniziale ad aderire ad un movimento che nasce come movimento di protesta ma a servizio dei cittadini. Forti del consenso elettorale ricevuto alle ultime amministrative in Italia, il Movimento 5 Stelle si affaccia anche alla Regione Sicilia. Quali sono le vostre ambizioni? I sondaggi ci danno all'8%. Io non credo molto ai sondaggi, anche perché seguono l'orientamento di chi li commissiona, quindi a commissionarli possono essere tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Avete un modo innovativo di presentare il vostro programma elettorale che coinvolge gli elettori. Coinvolgere gli elettori in quanto cittadini, non in quanto elettori. Noi abbiamo votato e discusso il nostro programma con più di 400 attivisti, con una piattaforma open source che si chiama Liquid Feedback. Liquid Feedback serve a instaurare il cosiddetto Parlamento virtuale. A me piace chiamarlo di più Parlamento a chilometri zero, perché ognuno disperso nelle varie zone della Sicilia in un unico ambiente, che è l'ambiente del Liquid Feedback, era in grado di votare e discutere tematiche di cui si sentiva competente. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha richiesto lo stato di calamità naturale al governo Monti, alla protezione civile e al governo regionale per il nubifragio che ha creato notevoli danni sull'isola, allagate strutture pubbliche ed abitazioni private. D'intesa con le autorità comunali ed il capo del distaccamento provinciale di Messina della Protezione Civile regionale, si è verificato lo stato dei luoghi e programmato gli interventi da compiere. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza il costone di Annunziata e soprattutto i torrenti dell'isola, compreso quelli di Lingua e Salina, anche se non sarà facile. I vertici della Protezione Civile regionale hanno dato disponibilità al sindaco di Lipari per l'invio di uomini e mezzi per le operazioni di sbancamento che in questa fase sono state effettuate dai mezzi messi a disposizione dalle autorità locali. Messa in sicurezza di immobili fatiscenti nel centro storico di Agrigento dal comune, sarebbero scattate le diffide ad eseguire i lavori. Interessati dalle ordinanze 15 fabbricati ubicati nella zona compresa tra la via Bacbac e la via Duomo. A seguito dei sopralluoghi tecnici eseguiti dal personale di protezione civile e ufficio tecnico comunale, è emerso come altre abitazioni si trovano a rischio crollo. Nei prossimi giorni si potrebbe procedere con lo sgombero. Ad Agrigento la Guardia di Finanza impedisce uno scippo ai danni di un'anziana. Il fatto è successo giovedì scorso in pieno giorno nella centralissima via Garibaldi. Il tempestivo intervento dei finanzieri agli ordini del colonnello Massimo Sobrà ha permesso non solo l'arresto del responsabile, che essendo minorenne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Palermo, ma anche l'immediata restituzione della collana d'oro alla signora. Prontamente soccorsa ed assistita dai militari, l'anziana ha potuto archiviare questa brutta esperienza con un semplice spavento e nulla di più. Ed è in programma domani martedì 18 settembre la prima assemblea pubblica del Comitato San Leone.
L'incontro è alle ore 19:30 presso la chiesa all'aperto di San Leone. Durante l'assemblea il comitato affronterà diversi temi, a partire dal decoro urbano, nonché la fogna e la qualità dell'acqua marina. Si sono classificati al terzo posto i volontari della Croce Rossa Italiana di Agrigento che hanno partecipato ieri alle gare regionali di primo soccorso, svoltesi a Messina ed organizzato dal Comitato Regionale CRI. I soccorritori agrigentini sono intervenuti in 8 simulazioni di intervento, tra cui un incidente domestico con una donna gravemente ustionata, un incidente sul lavoro con la caduta di un'impalcatura e la caduta di un muro con delle vittime intrappolate sotto le macerie. E cambiamo adesso argomento. Favara ha festeggiato ieri i 105 anni del signor Liborio Triassi. Alla Santa Messa presso la chiesa San Giuseppe Artigiano hanno partecipato, oltre ad amici e parenti, anche il vice sindaco di Favara Enzo Biancucci. La città di Favara vanta tra i suoi cittadini probabilmente l'uomo più longevo della provincia di Agrigento. Stiamo parlando del signor Liborio Triassi, che ha spento ieri ben 105 candeline. Nato a Cattolica Eraclea il 16 settembre del 1907, residente a Favara da oltre 20 anni, Liborio Triassi si gode adesso il riposo, l'affetto dei suoi familiari. Dopo una vita spesa tra i campi nella sua cattolica, nonno Liborio ha anche provato l'esperienza di emigrante con il trasferimento in Venezuela, dove per 12 anni ha svolto l'attività di macellaio. Come da tradizione, il compleanno dell'uomo più longevo di Favara è stato festeggiato dapprima con la partecipazione dell'Arzillo Nonnino alla Santa Messa domenicale nella chiesa San Giuseppe Artigiano e poi insieme ai suoi cari in un noto ristorante di Aragona. Liborio Triassi, nonostante il trascorrere degli anni, ricorda ancora bene i periodi di crisi economica che lo hanno costretto a cercare fortuna oltreoceano. Pane e cardelle. Emozionato è il figlio Enzo che, a causa dell'assenza del padre per motivi di lavoro, ha trascorso l'adolescenza senza di lui, ma che adesso si gode la sua vicinanza. È un ricordo dell'infanzia. Io purtroppo l'infanzia che l'ho vissuta senza di lui, purtroppo, cioè fino all'età di 15 anni, 14 anni lì, perché lui è stato in America emigrato. Quindi questa è l'unica pecca che io ho, diciamo, che mi è rimasta, l'infanzia vera e propria l'ho passata senza di lui, perché è stato in America dal 53 al 65, quindi 60, una cosa del genere. E l'età nel periodo che io, diciamo, ho trascorso ero un ragazzo, ecco. Presente in chiesa anche il sindaco facente funzioni Enzo Biancucci, che ha donato una pergamena ricordo. Vice sindaco, oggi la città di Favara è in festa. Sì, la città di Favara è in festa, festeggiamo il compleanno di questa persona longeva, 105 anni, mi risulta addirittura che è la persona più anziana della provincia di Agrigento, è festa per la sua famiglia ma è festa anche per l'intera città di Favara. E adesso lo sport. Dopo il pareggio della prima di campionato, la Pro Favara vince a Salemi. Domenica prossima atteso a Favara il Mussomeli. Dopo il mezzo passo falso compiuto in casa contro il Dattilo nella prima di campionato, il Pro Favara si rimette in carreggiata ottenendo a Salemi una importante vittoria che rilancia la società giallo-blu tra le squadre protagoniste del torneo di promozione. A Salemi i ragazzi di mister Filippazzo si impongono per 3-2, marcatori ospiti, Piazza, Priolo e Cordaro. Domenica prossima allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri è atteso il Mussomeli. Ma per avere un quadro completo della seconda giornata del campionato di promozione Girone A, vediamo risultati, classifica e prossimo turno. Aragona Strasatti 1-0, Atletico Corleone Carini 2-0, Campobello di Mazzara Scandeberg Piana 5-0, Ciangiana Partinico Audace 3-1, Terrasini Serra di Falco 2-0, Dattilo Sciacca 2-1, Mussomeli Canicattì 0-2 e Salemi Pro Favara 2-3. La classifica: Canicattì e Terrasini a punteggio pieno con 6 punti. Seguire Campobello di Mazzara, Pro Favara e Dattilo a 4, Ciangiana, Sciacca, Serra di Falco, Corleone, Strasatti e Aragona a 3 punti, Carini, Partinico Audace e Mussomeli a 1 punto, chiudono Salemi e Scandeberg Piana fermi a 0 punti. Gli incontri della prossima giornata: Atletico Corleone Campobello, Canicattì Cianciana, Carini Dattilo, Strasatti Terrasini, Partinico Audace Aragona,
Pro Favara Mussomeli, Sciacca Salemi e Serra di Falco Scanderbeg Piana. Mancano 12 giorni all'inizio della 21esima edizione del Fabaria Rally, 25esimo Rally dei Templi. La gara in programma, quindi il 29 e 30 settembre, è valida quale settima e penultima prova dello Challenge Rally Nazionali ottava zona. Ad organizzare la manifestazione la Pro Racing di Favara. 35 gli equipaggi già iscritti. Tutti i piloti si dovranno battagliare su un percorso notevolmente rinnovato, iniziando dalla sede di partenza che sarà fissata ad Agrigento nel centralissimo Viale della Vittoria e quindi non a Favara, e che sarà seguita da un'inedita e spettacolare passerella in via Atenea. Il nuovo tracciato di gara si articolerà sulle 9 prove speciali in programma, la super prova speciale sulla pista Concordia Valle dei Templi, la Favara, ovvero la classica crocca che sarà affrontata 2 volte, e le Aragona e Agrigento, entrambe ripetute 3 volte. Il pilota favarese Luigi Brucoleri per il secondo anno consecutivo è campione dell'Italian Radical Trophy. Il titolo è giunto sabato scorso sul circuito di Vallelunga, dove il driver della Concordia Motorsport a bordo della sua Suzuki Radical SR4 1600 ha ottenuto la pole ed ha vinto la gara 1. Brucoleri chiude la gara 2 sul secondo gradino del podio, ma il titolo italiano era già messo in cassaforte. Prossimo impegno per l'Alfiere della Concordia è a Donington, in Inghilterra, per il Radical Master in programma ad inizio ottobre. E si svolgerà domani pomeriggio alle ore 17 al Liceo Martin Luther King di Favara la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che hanno superato le prove degli esami di Stato anno scolastico 2011-2012. L'incontro, voluto dal preside professor Salvatore Pirrera, si svolgerà presso la biblioteca della scuola intitolata a Maurizio Carloni. E adesso linea alla regia per il meteo, a seguire la sigla. Grazie ancora per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci. Cari amici, bentrovati all'appuntamento con il meteo per martedì 18 settembre, con tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, grazie ai campi di alta pressione ancora ben estesi sul Mediterraneo. Temperature in lieve ulteriore aumento su valori quasi estivi. Vediamo nel dettaglio l'ampio soleggiamento su tutte le regioni occidentali e anche su buona parte del nord, con qualche nube in più lungo il medio-basso Adriatico e su buona parte del sud peninsulare. Tuttavia non attendiamo precipitazioni degne di nota e le schiarite resteranno sempre probabili. Ancora ampi spazi soleggiati anche al nord-ovest e sulla Sardegna come in Sicilia. I venti restano dai quadranti settentrionali sia sul versante adriatico sia sulle regioni meridionali, tendono a ruotare da sud-ovest invece sotto il Golfo di Genova e ad ovest della Sardegna. Comunque i mari risulteranno tutti calmi, quelli settentrionali, o poco mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Temperature minime della notte in lieve aumento sulle regioni adriatiche al sud, si assesteranno per lo più superiori ai 15 gradi e localmente vicine ai 20 gradi proprio lungo le coste, ma anche tra le 2 isole maggiori. Per quanto riguarda le massime, tenderanno ancora ad aumentare, soprattutto sul versante adriatico, mentre resteranno elevate sulle regioni tirreniche superiori alla media. Guardate, fino a 27 gradi sulla Valpadana orientale, 28-29 gradi ancora sulle regioni tirreniche, con 30 gradi a Cagliari, a Palermo e sulla Liguria di Ponente, quindi un clima pressoché estivo dall'estate settembrina. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, alle prossime news meteo.